accademici di ogni disciplina, temendo la detronizzazione, ordinano gerarchicamente i generi, i canoni, i principi, assegnando un'etichetta austera ed indelebile. Natura morta in pittura, in francese le choses inanimées, esprimono un oggetto immobile, anzi immoto, insomma defunto. Adesso, in pittura, secondo la scala di Charles de Bulle, nel Liber de Intellectu, si assegna il gradino inferiore, non avendo per l'autore la dignità di personaggi storici o la forza esemplare dei biblici, i quali, peraltro, da questa frutta, pesce, carne, traevano nutrimento e forza per valorose imprese. Insomma, contestiamo lo schema filosofico suddetto, peraltro frutto d'un furto dall'albero di Porfirio, e dichiariamo l'intento di dimostrare alle anime morte, per difetto di diletto, che oggetti tranquilli lo sono apparentemente. La natura ama nascondersi, afferma Savinio, evadere, rompendo il guscio dell'obvietà e gironzolando attorno ad una tela. Chi ha orecchie per sentire il fruscio leggero di oggetti che tali non sono, può notare luci di piccole verità. Nous allons chercher le midi à 14 heures, ossia cerchiamo con calma un istante di lucidità, un'idea da quella tela che si vorrebbe fosse un sarcofago di verzure. Ebbene, vediamo se i supposti morti abbiano qualcosa da dire. Preparandoci per l'avventura, attrezziamo la nostra valigia. Qualcuno può dubitare della sua profondità, dei nastri debordanti o del gonfiore del sacchetto? È illusione, signore e signori. In un quadro piatto, come una tavola piallata, senza accenno di prospettiva. Lezione prima. L'arte è illusione. La bellezza era della modella di Rubens? Se così fosse, è svanita da tempo. È nella tela, nello specchio della tela, un gioco di rinvii, un labirinto di immagini immaginarie. Lezione seconda. Osservare con leggerezza. Che ci fanno un topo, un pappagallo, 2 cimici sul tavolo di Georg Flegel? Fichi, noci, uva, canditi ed un geranio bianco sono alimenti saporiti per gli animali o simboli? Sant'Agostino, nel cercare la fede nella natura, paragona Cristo al guerriglio, che, si sa, è nella noce. La dura croce rivelerà con il sacrificio di un candido fiore, ed il vino sull'altare simboleggerà il suo sangue. Le monete, temiamo, siano il prezzo del tradimento. Lezione terza. Il dilettante sa stupirsi. I quadri rigurgitanti di ogni ben di Dio commestibile ebbero un gran successo nelle Fiandre. Harlem, Haia erano floridi centri mercantili e nel porto di Anversa arrivavano prodotti d'ogni dove. La ricchezza dei Fugger, Welser, Grimaldi cresceva con gli enormi traffici d'oltremare. Esaltare ciò che li rendeva euforici era atto dovuto. Una nuova fede si diffonde, quella luterana, che premia il successo. Osserviamo
la tela di Pieter Aesten. Il titolo è Cristo in casa di Maria e Marta. In primo piano un quarto di manzo, pane, cacio, vino, ricche vettovaglie e sul fondo a sinistra una scena religiosa. Potrebbe essere un quadretto appeso al muro per buona creanza. La borghesia avanza, conquista potere a scapito dell'aristocrazia terriera, incapace di intendere il volgere del tempo. L'arroganza, la tracotanza si esalta in questo quadro. Dallo scorcio centrale si ricava la morale. Lasciate a noi il governo e dispenseremo caritativamente il nostro benessere. Macelleria sociale. Rivolgimenti ormai sono prossimi. Negli anni 70 in Italia furoreggia una canzone di Celentano: chi non lavora non fa l'amore. Si taglia, ingozza, pesta in quantità che il cane e il gatto Satolli rifiutano di continuare a mangiare. In uno scorcio a destra, operai ricavano tessuti ed il premio di tanto ingegno imprenditoriale è rappresentato dalla giovane riottosa che il fuoco del camino ed il vino ambrato certamente riscalderà. Un trattato sul libero mercato più che una natura morta. Oppure può essere un sunto di filosofia epicurea. Nella scena di cucina di Adrian van Nieuwland, sullo sfondo a sinistra, una dama indica al consorte la precarietà dell'esistenza. Così come il domestico alla fantesca, dagli occhi dolci e la scollatura profonda. Prima di finir come quella gallina, potrebbe suggerire. Ciò che offre il giovane dallo sguardo languido e labbra sensuali è molto più di un canestro ove l'uva abbonda. La camiciola aperta mostra le virtù della giovinezza e se le due ombre alle sue spalle sembrano ali, certamente non è pittura di Caravaggio, che, dipingendo, non pensava ad un arcangelo. L'uva di Dionisio configge con le fragole, le lacrime a forma di cuore, di Venere, cadute con il sangue di Adone, l'amato amore, azzannato dal cinghiale, sicario, geloso, inviato da Marte. E se un fiore non è solo un fiore, cosa può diventare un frutto? Arcimboldo, pittore milanese, vagante tra le corti di Vienna e Praga, ne fa l'allegoria delle 4 stagioni: inverno, primavera, estate e autunno. I fiori parlano, anzi cantano. I gigli bianchi lodano Maria l'Immacolata ed ogni altra. Jan Bruegel lo scrive in latino: pianta o pietra è Dio. Su un davanzale che ha per sfondo il mare e le conchiglie in primo piano, ne è ricordo. Può essere un compendio per un floricultore. Rose, giacinti, mughetti, tulipani, viole, calendole, anemoni e svettante l'iris giallo. 2 garofani son caduti, uno ancora in bocciolo. Un memento per un botanico o un memento mori possono ornare Madonne, umili tavole, omaggiare da terra al cielo il bambino Salvatore, essere tripudio alle 3 grazie, sempre e comunque s'apriranno a chi
li sa guardare.